È ripresa questo pomeriggio quella che viene definita la settimana più importante dell'intera stagione. Lo scontro di domenica prossima tra le due capolista, Acregas ed Enna, non stanno facendo dormire sonni tranquilli ai rispettivi ambienti sportivi. Le due città siciliane sono in fermento e le rispettive tifoserie sono in fase organizzative per riempire lo stadio Seneto. Da parte biancazzurra il tecnico Nicolò Terranova avrà a disposizione tutti gli effettivi, compreso il rientrante Barrera che ha scontato la giornata di squalifica, ed il giovane Baio che sembra aver smaltito i postumi del lungo e fastidioso infortunio. In ogni caso ci sarà tempo una settimana per valutare meglio le sue condizioni. Intanto la società De Temple è in fase organizzativa e da questo martedì 28 marzo è iniziata la prevendita dei biglietti che potranno essere acquistati dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 presso i punti vendita che sono la segreteria dello Stadio Seneto e la tipografia Maira e via Calligratide, oltre il Bar dei Fiori che si trova al villaggio Mosè. I prezzi dettaglianti in prevendita sino a venerdì sono i seguenti: tribuna centrale 12 euro, curva 5, tribuna VIP 20, settore ospiti 12, donne in curva gratis, verrà rilasciato un biglietto in omaggio. Poi sabato 1 aprile e domenica 2 i biglietti avranno un prezzo diverso. La tribuna infatti centrale costerà 15 euro, la curva 7, le donne 5 in tutti i settori dello stadio, mentre il settore ospiti passerà a 12 euro. Domenica 2 aprile il botteghino dello Stadio Seneto sarà aperto dalle 10. Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, in tutti i giorni, anche domenica sino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito Viva Ticket. I bambini sino a 12 anni entreranno gratuitamente. Ma ora seguiamo un'intervista interessante con il portiere dell'Enna Caruso alla vigilia di questo match e rivediamo anche i gol siglati appunto dalla squadra ennese contro l'Oratorio Marineo. Fine partita siamo con il portiere Caruso. Allora, il tutto si deciderà domenica ad Agrigento. Sì, diciamo che era preventivato arrivare a questa partita per decidere il campionato, anche se il percorso è stato lungo per entrambi. Diciamo che siamo due squadre che stiamo facendo un campionato oltre qualsiasi aspettativa e ci andremo a giocare questo spareggio per il campionato. Allora, questo, a detto dagli addetti ai lavori, è stato un campionato e ancora tuttora un campionato di alto livello. Sì, quest'anno entrambi i campionati sono livellati al vertice. Nel girone B sono 3 squadre a contendersi il titolo e di qua siamo rimaste in 2, ma per bravura nostra, perché non ci scordiamo che inizio campionato erano 6-7 le squadre che dicevano che volevano lottare per la vittoria al campionato.